Era doveroso come Consiglio regionale, come sempre, ascoltare chi ci porta delle istanze del nostro territorio, soprattutto se è una delle principali aziende come fatturato e come numero di addetti, quella delle pesca del nostro Veneto. Vedremo già nel prossimo bilancio, almeno per quanto mi riguarda, sarà possibile dare come Consiglio delle risposte. Altre risposte evidentemente competono al Governo, all'Esecutivo, quindi alla Giunta. Il tema che oggi abbiamo presentato in Regione riguarda lo scavo della bocca del porto di Pila, uno scavo che è strategicamente importantissimo per la nostra economia locale, in quanto la pesca che viene prodotta all'interno del porto di Pila è l'economia numero uno del territorio di Porto Tolle, ma direi del territorio polesano tutto. Stiamo parlando di un porto che ormai ha raggiunto livelli fra i più importanti a livello del Mar Adriatico, sia in termini di flotta che in termini di occupati che in termini di pescato del pesce azzurro. Quindi stiamo parlando sicuramente di un tema fondamentale per la nostra economia, per l'economia della regione tutta. Denunciamo la volontà o chiediamo in maniera forte e decisa attraverso anche i manifestanti che ci hanno seguito oggi in questo percorso alla Regione di fare un intervento di carattere significativo, duraturo e che ci sia costantemente poi fatto un intervento di carattere di manutenzione ordinaria che consente ai nostri pescatori di fare la loro attività produttiva in assoluta sicurezza della loro attività, perché purtroppo oltre che un problema economico c'è un problema di assoluta sicurezza, si rischia la vita a uscire da quel porto se non è adeguatamente scavato.